Ok, buongiorno. Tutto bene con voi? Ok. Va bene, possiamo iniziare il nostro culto. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Proverbi, capitolo 3. Una giornata che Dio ci offre, un giorno nuovo, un regalo di Dio. E questa giornata possiamo vivere per il Signore, solo a Lui. Ma una risposta che noi viviamo com il Signore è quando la nostra fiducia in Lui. Se é uma coisa que ferisce Dio, é quando dubitiamo del suo potere, quando dubitiamo della sua cura, quando existe um dúbio sulla sua persona. Perciò la nostra vita deve essere una fiducia completa. E questo testo di Proverbi 3 qua, quello che vorrei condividere con voi, ci insegna questo principio. Qual è la prima parola? Proverbi 3, 5. Qual è la prima parola? Confida. Ou seja, confida é uma completa consenha. Eu me consenho ao Senhor, eu me fido do Senhor. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Ou seja, riposa no Senhor, aspetta do Senhor. Vede que o Senhor agisce, é favorável a te. Não te appoggiare sul tuo discernimento. Quante volte nós pensamos, mas eu penso que será così, eu penso em questo modo, e estamos perdendo na experiência ou na sicurezza no Senhor. Confida no Senhor. E o nosso discernimento é muito perigoso, porque a nossa ragione, nós não vediamo quello que Dio può fare no futuro. Nós não vediamo um Dio que può agir em modo sobrenatural. E o nosso ragionamento é muito perigoso. Perciò não appoggiarti sul tuo discernimento. Confida no Senhor. Riconoscelo in tutte le tue vie ed Ele appianerà i tuoi sentieri. Iniziare questo culto oggi è una consacrazione, è un'offerta, è una vita completamente lasciata nelle mani del Signore. Confida no Signore. Perciò quando noi agiamo, quando noi manifestiamo qualcosa, confida no Signore. Perché il nostro ragionamento è pericoloso. O nosso ragionamento te allontana dal Signore. La nostra fiducia te riporta a stare attaccato ao Signore. Transformiamo il nostro ragionamento in fiducia, in fede. Preghiamo. Pensa nella tua vita, prima di iniziare questo momento di culto, di adorazione. Come sta la tua mente oggi? È consacrata al Signore? Tu confida no Signore? Il tuo ragionamento diventa più forte di che le azioni del Signore. Confida no Signore con tutto il tuo cuore. Tante volte noi facciamo dei piani, progetti, ma è il Signore che risponde. Confidare no Signore è priorità il Signore. Nosso Padre, stiamo iniziando um culto. Vogliamo adorarti. Ma vogliamo gradirti soprattutto con la nostra fiducia in te. Vogliamo iniziare questo culto, Padre, in un'offerta a te. E una adorazione a te. Vogliamo iniziare questo culto, Padre, con questa fiducia in te. Grazie, Padre, perché tu sei il Dio vivente, un Dio presente. Tu sei un Dio della storia, che cambiò la nostra storia. Tu sei un Dio che trasforma tante situazioni, Padre. E siamo come Chiesa qua per trasformare le persone, in modo che le persone possano avere fiducia in te. Che questa sfida, Padre, confida nel Signore, sia la nostra testemunhança pública di fede. Io mi fido di te. E grazie, Padre, perché questa è una libertà per tutti noi. Perciò che vogliamo adesso cantare, adorarti, esprimere, oh Padre, la nostra adorazione a te
la nostra fiducia in te, il nostro amore a te, esprimere a te, oh Padre, un desiderio di una vita profonda incamminata con te. Grazie. Questo culto, Padre, è per te, perché io mi fido di te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo adorare il nostro Dio, possiamo manifestare questa fiducia. Apri la tua bocca, adora, canta. E quando diciamo, Signore, io sono qui, venga il tuo regno. E quando percepiamo che venga il tuo regno, è la tua volontà completa. Perciò che adoriamo e cantiamo il nostro Dio. Amen? Amen, Chiesa? Ma non in questo modo. Amen? Amen. Adoriamo. Amen. Sono sicura che non conosciamo tutti quanti qua dentro questa stanza, quindi è una cosa che è buona cosa fare, è buona se siamo educati. Facciamo un buongiorno, un saluto affettuoso, un abbraccio affettuoso, non siamo più Covid, quindi abbracci, baci. Se siete a destra andiamo a sinistra, se siete a sinistra andiamo a destra, se siamo in centro possiamo andare sia a destra che a sinistra a salutare i nostri fratelli che non abbiamo visto già da una settimana, può essere già più di una settimana, non sto vedendo abbastanza giri qua. Chi è a destra va a sinistra, chi è a sinistra va a destra, chi è in centro va a destra e a sinistra, che possiamo essere una chiesa amorosa, calorosa e iniziare bene questa settimana.
ringraziamo Padre perché siamo qui, ti ringraziamo perché siamo nella tua presenza, ti ringraziamo per le 1000 benedizioni che tu ci hai dato questa settimana, Padre, che tu continui a darci, Padre. Ti ringraziamo perché per il tuo incredibile amore, Padre, vogliamo metterti al primo posto, Padre. Noi siamo qui perché noi vogliamo sentire la tua presenza, vogliamo sapere di più di te, Padre. Che questa mattina tu possa prendere il tuo posto nel nome di Cristo Gesù, Padre. Che noi possiamo arrenderci a te questa mattina, che possiamo essere qui disposti a sentire la tua parola, a sentire la tua presenza, Padre. Essere completamente ai tuoi piedi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Sin dal principio tu eri, eterno tu sei, Signore. Dal nulla creasti la terra, mi arrendo a te. Prima ancor che io peccassi, in croce pagasti per me, il mio peccato portasti, mi arrendo a te. Che posso dire? Che posso fare se non consegnarti, oh Dio, il cuore mio? Che posso dire? Canta Chiesa. Che posso dire? Che posso fare se non consegnarti, oh Dio, il cuore mio?
dal giardino. La tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei, perché l'amore non si compra e né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino. La tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei, perché l'amore non si compra e né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Cantiamo Yeshua. Canta Chiesa. Il nome di Dio come un respiro. Yeshua. Yeshua.
Padre, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, che tu possa parlare ai nostri cuori, che lo Spirito Santo possa parlare e venire chiaro alle nostre orecchie, entrare nel nostro cuore, Padre, entrare nelle nostre menti, Padre. Ti prego che sia fatto spazio all'interno di questi cuori, Padre, che tu possa entrare, possa parlarci, che noi possiamo confidare nello Spirito Santo, confidare in te, Padre, nel nome di Cristo Gesù, e questa mattina possiamo metterti al primo posto. Nel nome di Cristo Gesù, amen. Potete sedervi. Quanto prezioso per noi è lodare, adorare, cantare, manifestare con la nostra bocca un'adorazione a Lui. È un privilegio. Noi abbiamo questo grande Dio con noi, in mezzo a noi, e è questo grande Dio che noi vogliamo continuare a adorare. Preghiamo. Quando cantiamo è uma esperienza di stare più vicino ancora al Signore. È uma esperienza di vivere più vicino a Lui. Pensa nella tua vita. Affermare che Gesù è il più bello, il grande Dio. Affermare che Lui è il nostro Signore, Yeshua. Deve essere un'esperienza personale. Adorare Dio in spirito, in verità. E è questi veri adoratori che Dio sta cercando. Nostro Padre, vogliamo vivere questo culto, esprimere, oh Padre, la nostra adorazione a Te, vivere, oh Padre, questa esperienza con Te. Grazie. E che possiamo, Padre, continuare Te adorando. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa. Ripartiamo la storia di Filippesi. Stiamo no capítulo 2, versetto 3 oggi. E la Chiesa è qualcosa di stupenda. Tante volte la gente, le persone dicono, eu cambiare Chiesa. Non esiste questo, cambiare Chiesa. Eu esco di una denominazione e vado dall'altra. Non esiste. La Chiesa è la Chiesa di Dio. È il popolo. Sono le persone. È la gente. Ossia, eu devo sapere che io sto entrando in una organizzazione non religiosa, ma spirituale, che va oltre la mia capacità di immaginare il senso di essere Chiesa. E questa è la Chiesa di Dio, dove noi ci raduniamo, noi ci adoriamo, noi viviamo questa esperienza uno con gli altri. E è questa la Chiesa di Dio. E la Chiesa di Filippi stava perdendo o senso di essere Chiesa. Perciò che Paolo prende quella Chiesa, fa delle esortazioni stupenda, bellissima, ma adesso fa delle tirate di orecchio con quella Chiesa. Una Chiesa che aveva questo amore abbondante, questa Chiesa che serviva, questa Chiesa che evangelizzava, questa Chiesa che fazia opera missionária, questa Chiesa che era libera a perdonare, era una Chiesa unita, fortificata, ma c'era un senso molto pericoloso in quella Chiesa, che loro si sentivano superiori agli altri. E Paulo stava dicendo, gli altri deve essere superiore a te. Ossia, o senso della umiltà è una base di essere Chiesa perché? Perché io riconosco che tutto è per il Signore. E tutto è da Lui. E quello che io sono è il Signore che fa. Perciò il Signore, Paolo stava lavorando in questa lettera, il Signore stava lavorando in questa lettera, che questa Chiesa potesse continuare a essere la Chiesa di Dio. E che la nostra Chiesa qua possa essere la Chiesa che Dio sogna e che Dio desidera. E è questo senso di essere Chiesa che c'è la mia morte. Filippesi 2, 3-4, che dice così. Non fate nulla per spirito di? Non fate nulla per spirito di? Parte. O per vanagloria.
Ossia, tu non devi fare niente che possa creare una divisione. Tu non devi fare niente che possa provocare una separazione. Tu non puoi fare niente, nessuna azione che quella tua azione possa separare un gruppo dall'altro gruppo. Tu non puoi fare niente. Non fate nulla per spirito di parte. Stavo parlando con i ragazzi qua. Domani possiamo vedere la partita di calcio qua. Avrà l'aria condizionata. O Gabriel porterà il gelato, qua offrirà gelato per tutti noi, ok? E che possiamo vedere la partita. Ma non possiamo fare per parti. E inserire tutti. Ossia, non fate nulla per parte. E dopo o texto continua, ou per vana glória. Que coisa é vana glória? O texto já dice, in modo molto chiaro. Non fate nulla per glória personale che è vuota, che è vana, che non ci sono dei valori. Non fate nulla per parte. Non fate nulla per cercare la tua propria gloria. Ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Ossia, Paulo stava lavorando in quel momento della Chiesa, perché noi come Chiesa noi dobbiamo sapere una cosa molto chiara. E per me questo è un nocciolo di questa storia di oggi. Noi siamo qua una manifestazione di quello che sarà in cielo. Quello che noi viviamo qua è quello che noi stiamo sperando, è quello che noi vogliamo vivere in cielo. E quello che noi staremo vivendo qua come Chiesa sarà quello che ci sarà in cielo. Perciò la Chiesa, come posso dirvi, è un boccone di tutto quello che c'è nel regno dei cieli. E noi che dobbiamo contribuire a essere la Chiesa qua come è il regno dei cieli. Ossia, stare nella presenza del Signore è stare insieme come Chiesa nella presenza del Signore oggi in questa terra. Perciò io non riesco a accettare, non riesco a immaginare le persone che dicono a me non serve la Chiesa. Questa persona non desidera andare in cielo. Io non voglio coinvolgermi con le persone lì, con la Chiesa. La persona sta dicendo non voglio coinvolgermi come sarà il cielo. Io non voglio stare domenica nel culto. Sta dicendo che non voglio partecipare della vita dei cieli. Ossia, la Chiesa è la vita in terra di quello che sarà in cielo. Perciò io devo manifestare e esprimere qua oggi, in questa terra, quello che sarà in cielo. Perciò noi cristiani, noi non possiamo vivere, sopravvivere senza la Chiesa. Perché è qua che avrà un desiderio dell'eternità con Dio. È qua che io devo gustare, assaporire, sentire questa presenza con il Signore. È qua in mezzo alla gente. È qua che io devo imparare a amare, imparare a servire, imparare a abbracciare, imparare a sentire questa persona come mio fratello, come la mia sorella. È qua che io devo imparare a togliere qualsiasi cosa che mi divide, che mi separa. Perciò io devo ricordare che lo Spirito Santo agisce in mezzo alla sua Chiesa. Lo Spirito Santo è come è. Ma le manifestazioni spirituali è in mezzo alla sua Chiesa. E è in queste manifestazioni che io devo credere che Dio agirà in mezzo a noi. Perciò il passo grande e importante della comunità è quello che Gesù ci ha lasciato. Lui ci ha lasciato come un grande esempio. Perciò tutto questo testo che stiamo leggendo adesso qua sarà la predica di prossima domenica, è il versetto 5. Avete come esempio Gesù. Avete come l'esempio Gesù. Noi siamo cristiani perché siamo riconosciuti come piccoli Cristo. Avete come l'esempio Gesù, che si svuota della sua divinità. È Lui che si svuota e abbandona questa divinità per essere uomo. E non solo uomo, per essere un... Che cosa dice il testo? Non solo uomo, per essere un per essere un servo. Servo. Gesù si svuota della sua divinità per essere un servo. Ossia, eu devo imparare se que Gesù, que é meu grande exemplo, svuota della sua divinità per essere un uomo e é um servo. Quando eu entro nella chiesa di Dio, c'è qualcuno qua che era Dio o no?
Quando eu entro nella chiesa di Dio, essere servo è una cosa semplice. E é qua che io devo imparare questo senso che Paulo stava insegnando. Perciò che dentro della chiesa di Filippi aveva questo grande problema di superbia. Dentro della chiesa di Filippi aveva questo grande problema che ciascuno voleva fare la cosa con la propria testa. Dentro della chiesa di Filippi stava questo grande problema che la gente voleva fare le cose da parte. E questo è il problema di questa chiesa. Perciò la chiesa deve cambiare la mia vita, deve cambiare la mia storia. La chiesa deve essere un luogo di trasformazione della gente. E la esistenza della chiesa non è collegata a un'associazione, a un club, a un ghetto. La chiesa è un popolo di Dio che ha chiamato per trasformare le persone. Noi siamo qua per essere un servo, per trasformare le persone. Ieri abbiamo fatto una piccola riunione con un gruppo di leggendari, no? O quanto importante è essere questo gruppo di uomini che possono trasformare gli altri uomini. Abbiamo parlato ieri, vogliamo fare dell'incontro mensile, di incontro mensile, perché noi possiamo aiutarci uno agli altri a trasformare gli altri uomini. E noi come chiesa dobbiamo essere pronti a essere servo per trasformare uno agli altri. Altrimenti noi stiamo vivendo con l'idea, eu sono uscito di una chiesa per andare nell'altra. No, io sono uscito dalle tenebre del mondo per entrare nel reino di Dio e nella luce, che è Cristo Gesù, e questo si chiama la chiesa. Io non sono uscito di una chiesa per andare nell'altra chiesa. Io sono uscito dalle tenebre per essere partecipe di un popolo, di una gente di Dio, e questo popolo di una gente di Dio adesso che trasforma le altre persone. Io sono qua per trasformare le altre persone. Perciò il senso di trasformare le altre persone è collegato alla unità della chiesa. Perché io non posso fare le cose come io penso. Io non posso fare le cose da solo. Noi abbiamo bisogno di un gruppo delle persone che possono trasformare le altre. E questa è la Chiesa di Dio. Perciò in mezzo alla Chiesa che deve abbondare questo amore. E abbondare questo amore e manifestare che adesso è Cristo che regna in me e finisce qualsiasi processo di divisione, separazione e di egoismo. Contrário di amore che cos'è? Já abbiamo parlato? Contrário di amore che cos'è? Non è odio, per favore. Che cosa è il contrario dell'amore? Egoismo. Egoismo pensa in me. Amore sono morto per l'altro. E è qua che la Chiesa deve abbondare. Perciò la Chiesa deve fare vedere Cristo e fare vedere questo amore di Dio. Perciò che questo senso della accoglienza di Gesù che è prezioso per noi. E la Chiesa deve essere accogliente. Hoje, quando a Monique ha iniziato il culto, no? Salutando, vem dalla destra alla sinistra, quello che è in mezzo di te. Ossia, tu conosci le persone qua? Tu accogli le persone che arrivano qua? Tu abbracci le persone che arrivano qua? Tu conosci le sofferenze delle persone che arrivano qua? È questo senso di essere Chiesa. È quando tu arrivi in un posto, tu sei ricevuto con un abbraccio, con le parole, con un sguardo d'amore e di compassione, con un sguardo di un servo. È questo senso di essere Chiesa. E quando eu arrivo in un luogo così, sto manifestando questo amore di Dio che comincia a contagiare tutti gli altri. Perciò che Paolo inizia questo testo parlando di questo primo punto qua. Non fate nulla per spirito di parte. Non fate nulla per spirito di parte. Quando c'è un invito che tu percepisci che è spirito di parte, cancella. Fate tutto per spirito di unità. Non fate nulla per spirito di parte. O reino di Dio è fatto di un popolo insieme con una sottomissione a un re. Ossia, questa unità, io sono sottomesso a un re. Io sono un suddito. Io mi sottomesso a un re, che è Gesù. E questo re che è Dio, che è Gesù, è lì che è la mia sottomissione. Perciò quando eu entro nella chiesa c'è un Gesù che mi comanda. C'è un Dio che ha autorità su di me. Adesso le mie decisioni sono basate su di Lui. Adesso eu non faccio nulla per parte. È per unità di un popolo. Perciò che dentro di questo reino non esiste la camminata individuale. Esiste una camminata come un popolo, come una gente. Perciò che Dio criou la chiesa. Non è una creazione nostra, è di Dio.
Eu devo imparare adesso che le meraviglie del reino è quando esiste la sintonia della Chiesa. Le meraviglie del reino è quando esiste l'unità della Chiesa. Le meraviglie del reino è quando la Chiesa sta só um Espírito. E è questa unità che comincia a provocare le azioni dello Spirito Santo. È questa unità della Chiesa che noi percepiamo, che noi stiamo come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È questa unità che Gesù stava pregando. Non fate nulla per parte. Non fate nulla da parte. Non fate nulla che possa creare una divisione, una separazione. E tutto quello che tu farai è per unire questo popolo. Perciò Paulo stava parlando com quella chiesa ali, dicendo, carissimi, voi siete stupendi e maravilhosi, ma questo spirito di parte ancora in mezzo a voi. Togliete di voi questo. E o segredo è Gesù, che era um servo. Togliete questo senso. E é interessante que quando Dio cria l'uomo e la donna, quando cria ali no giardino, que como estava vivendo Dio e l'uomo e la donna, em quale modo? Em uma perfeita sintonia. E que coisa o inimigo comincia a soffiare nell'orecchio di quel gruppo di persone ali che c'erano no giardino. Que coisa? Tu pode sentir-se come Dio. Separa-te. Ou seja, lì o inimigo comincia a criare una separazione. Qualsiasi separazione è diabolica. Qualsiasi divisione è diabolica. O inimigo soffre e a gente se separa. E ali comincia uma crise de uomo com Dio, existe uma crise de Adamo com Eva, existe uma crise perché c'era un soffio di creare qualcosa personale. La separazione não é de Dio. Tante volte a gente diz, mas Paulo e Barnabás são divisos. Ali é um exemplo negativo. Não é um exemplo positivo. É um exemplo que não deve ser seguito. Nella grazia e nella misericórdia de Dio, nella grandezza dello amore di Dio, tutti e due sono andati a evangelizzare. Ma non è un esempio che dobbiamo prendere, che dobbiamo fare. O senso è continuare assieme. Perciò che Paulo dopo dice la importanza di Giovanni e Marco. Paulo dopo parla dell'importanza di stare insieme. Perché vede che lì è successo un sbaglio. Noi come Chiesa dobbiamo vivere questa unità. Perciò lo spirito di parte è un spirito di ribellione. E ribellione è una cosa che offende Dio. È una cosa forte. Separazione è opera del maligno, divisione è una vittoria del nemico. Creare confusione non fa parte del reino di Dio. Dio vuole una sintonia, una armonia e non la confusione. Attenti com questo spirito di parte che Paulo stava parlando. O spirito di parte è seguire una separazione e un desiderio del nemico. O spirito di parte è quando la persona è il centro e vuole fare valere i suoi concetti. Questo comportamento non guarisce una chiesa. Questo comportamento non guarisce un popolo. Questo comportamento non trasforma le persone. O spirito di parte uccide. E Paulo stava dicendo, non fate nulla per il spirito di parte, ma fate in modo che possa trasformare la gente, che possa trasformare le persone. Romani 11:36. Quando tu devi fare qualche decisione, pensa in questo testo. Perché da lui per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Qualsiasi decisione, pensa in lui. Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. Se qualsiasi decisione che eu devo prendere è per il Signore, è per mezzo del Signore, è per il Signore e proviene dal Signore, devo fare. È questo che ci unisce. È Lui. È questa la vita del reino di Dio. È questa la vita nella Chiesa. Solo per Lui. Segundo ponto qua è la vanagloria. Come abbiamo parlato, la vanagloria che cos'è? Una gloria vuota. È quando cerchiamo la nostra gloria. La cosa pericolosa non è un essere umano, è quando vuole essere riconosciuto. Io ho fatto così, io vorrei che la Chiesa possa mi riconoscere, io vorrei che le persone mi riconoscano. Sai quelle persone quando finisce qualche opera, che cosa tu hai visto in me? Ho fatto bene? Attenzione con questo.
Ho fatto bene? La persona sta cercando la vana gloria. Tu hai visto come io ho fatto? E perché ho fatto questo è successo quello? Perché io ho fatto quello? Questa è la vanagloria. Perciò che Paolo dice, nessun spirito di parte, nessuna gloria vuota, nessuna gloria senza valore, nessuna vanagloria. Nós não estamos qua cercando riconoscimento. Um pastor amico mio, una volta, tanti anni fa, mi ha detto, una volta ho fatto una predica che ho percepito che la predica andava benissimo. Quando sono arrivato alla porta, una persona è arrivata a me e dice, pastore, che predica sua oggi? Stupenda. E lui ha detto, o diavolo está dicendo la stessa cosa. Ossia, quando cerchiamo la gloria umana, è il diavolo che sta di cercare darci la gloria. La gloria è solo per il Signore. La gloria è solo a Lui. Noi non possiamo fare nulla per vana gloria. È a Lui. Perciò Giovanni 17,4, Gesù è il nostro esempio, glorificava o Padre. Che cosa dice? Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Cari, tutto quello che tu fai è per la gloria del Signore. Tutta quella opera che tu farai è per glorificare il Signore. Noi non siamo niente. Senza Dio non posso fare assolutamente nulla. Senza Dio non posso neanche aprire una porta della Chiesa per glorificare il Signore. Con il Signore io apro quella porta per glorificare il Signore. Com o Senhor eu saluto le persone com um sorriso, com um abraço. Com o Senhor eu entro em questa sala salutando le persone. Com o Senhor eu canto, eu sono, eu predico, eu faccio tutto quello per Lui. La gloria a Lui, perché Lui mi ha dato i talenti. Lui mi ha dato tutte le cose che io manifesto per Lui. E Lui mi riempirà ancora di più per manifestare la sua gloria. O Signore non divide la gloria. Quando eu comincio a perdere o senso de glorificar o Signore, eu estou cercando la mia gloria, che è vuota. Non cercate la gloria umana e non cercare di glorificare gli altri uomini. È solo il Signore, è solo Lui. E è Lui degno di tutta la gloria. Tutto quello che noi esaltiamo a noi stessi è vuoto e finisce subito. Una persona che desidera a gloria já è percepito che non è mai soddisfatta. Sta cercando sempre di più. E sempre di più. E tu dici una parola di appoggio, di stimolo e cerca ancora di più. E tu dici, tu hai fatto bene, non hai fatto... E cerca di più, perché non è mai soddisfatta. Una persona che cerca la gloria, perché è vuota. Non si soddisfa mai. Ma quando è per il Signore, questa persona è nella completezza. È piena del Signore. È per Lui. Perciò quello che facciamo è Lui. La Chiesa deve essere piena di servi, di servitori, per servire gli altri glorificando il Signore. Perciò quando Gesù guardava le persone, era per glorificare il Padre e per manifestare la gloria del Padre. Gesù risuscitava per il Padre, guariva per il Padre, toccava per il Padre. Perciò che Gesù, dopo un grande miracolo, che cosa Gesù faceva? Che si ricorda? Si allontanava da solo in preghiera. Per svuotare da se stesso, per glorificare o Padre. Quando nós vivemos uma grande experiência com o Senhor, isso succede tantissimo. Allontana-te e da solo glorifica o Padre, per non permettere che nel tuo cuore la superbia arrivi. Quante volte nós facciamo una cosa ben fatta e noi percepiamo, che bello, sono stato io. Calma, che bello, mi allontano, prego, parlo com o Padre. La gloria è di Dio, è solo Lui. Eu não posso cercare i miei privilegi, la mia vanagloria, è glorificare il Signore, perché tutto è per il Signore e niente è per me. Perché se eu cerco qualcosa, gloria a me, viene la grande delusione. E dopo noi usciamo di una comunità, che cosa diciamo? Perché nessuno mi ha riconosciuto. Já sentito questa frase? Vana gloria. Nessuno mi ha riconosciuto. Vana gloria. Hai perso un'opportunità di glorificare il Signore. Terzo punto, qua è molto importante la prima parola. Con umiltà eu devo considerare gli altri superiori a me stesso. Perciò non posso fare niente per spirito di parte, non posso cercare in nessun momento la mia vanagloria
e adesso eu devo considerare gli altri superiori. Mettiamo una parola prima, com umiltà. E é interessante que questa parola si collega, perché tante volte eu me considero gli altri superiori e eu entro in quello senso di bassa autoestima. Ah, como eu posso predicare Cristo a um capo, a uma pessoa com autorità più grande? Ou seja, eu tinha aquele senso de sentir-se inferior agli altri. E questa bassa autoestima. Ma o texto non dice così. O texto dice com umiltà eu me umilho per considerare gli altri superiori. Domenica scorsa abbiamo vissuto un'esperienza, eu penso que meravigliosa e stupenda nel matrimonio che abbiamo celebrato qua. E perché vedere le persone, o capo de do responsável que era ali, e lui dicendo: mai ho visto una celebrazione così. Mai ho visto nella mia storia un matrimonio a questo livello. E questa persona ha inviato un messaggino a tutta la sua famiglia durante la celebrazione, dicendo: sto partecipando a una celebrazione che mai ho visto così, di tanto bella che era. E dopo la persona ha fatto vedere a uno di noi questo messaggio, e io stavo pensando: è per il Signore, è il Signore. E che umiltà eu posso guardare questa persona superiore a me, não perché è un carico, ma com umiltà e vedere o Signore fa tutto. E tante volte noi pensiamo che quella persona che è un carico più alto è un'autorità, ma io sono un servo, ma io considero, nonostante che sono un cristiano, questa persona che è degna di essere servita. E il Signore fa dei miracoli. È il Signore che fa dei miracoli. Questa sera mi hanno dato una promessa che sarà uno degli altri, non di questo, sarà no culto di Conegliano. È il Signore che fa questo. Perciò io devo sapere che non è gloria per noi, è del Signore. Eu devo sapere que quando eu faço com humildade, considerando gli altri superiori, è il Signore che fa dei miracoli. È il Signore che glorifica in questo senso. Perciò eu não posso, eu devo agir com humildade. E perciò que Jesus me ensina. Que coisa fez Jesus na sua última cena ali? Com humildade, que coisa Jesus faz? Lava aí. Lave i piedi. Lave i piedi. Com umiltà, Gesù lava i piedi. C'è qualche persona qua che tu hai difficoltà di lavare i piedi? C'è qualche persona oggi che tu hai difficoltà di abbassarti, umiliarsi e lavare i piedi? E Gesù dice: ho fatto questo, anche voi dovete fare. Anche noi dobbiamo lavare i piedi delle persone. Com umiltà eu considero gli altri superiori. Com umiltà eu lavo i piedi delle persone. O problema é que quando eu comincio a giudicare le persone, eu me sento superiore. E o meu giudizio è più alto di quelli delle persone. Eu estou invertendo i valori. Estou invertendo. Perciò Paolo dice: cari, com umiltà, considerate gli altri superiori. Ricordate di Gesù. Gesù era Dio, si svuota. È un servo. E lava i piedi. E adesso eu devo imparare questo, a lavare i piedi delle persone che per me sono difficili. Ma lì ho senso di essere chiesa. Eu não appartengo a um clube, eu não appartengo a un'associazione. Eu sono la chiesa di Dio che lava i piedi della gente. Chissà una domenica qua noi possiamo lavare i piedi di tante persone qua. E cominciare a lavare i piedi di quelle persone che sono difficili. Ah, tu dici: ma per lavare i piedi? Anche questo, ma non è solo questo. Tu puoi dare un aiuto a un fratello, una sorella oggi che stanno soffrendo? Lavamo i piedi delle persone. Cominciamo a servire le persone. È questa umiltà. E umiltà significa arrivare alla stessa situazione di dolore del nostro fratello e della nostra sorella. Umiltà é eu arrivare alla sofferenza del mio fratello e della mia sorella. È lì umiltà. Perciò umiltà è che eu não posso sentir-me superiore alla sofferenza degli altri. Anzi, è lì che eu me inchino per stare soffrendo come sta soffrendo mio fratello e la mia sorella. Umilha-te. Guarda gli altri superiori a te stesso e lave i piedi di queste persone. Umilhar-se é vedere gli altri che soffrono. É estar com loro,
è vedere gli altri negli occhi di sofferenza. Tu conosci il dolore dei tuoi fratelli e sorelle? C'è un fratello che sta in piedi oggi perché sta soffrendo. Voi sapete di che Fedele oggi sta con una situazione molto delicata di salute? Está in piedi perché sta soffrendo. E la Chiesa deve prendere cura di lui e sostenere lui in questo momento di dolore. È sofferenza. È lì che noi dobbiamo stare al suo fianco. Sì o no? Umiliamoci noi agli altri e laviamo i piedi di Fedele, stare assieme a lui. E che cosa possiamo fare? Noi siamo qua per pagare un prezzo per stare assieme uno con gli altri. È umiliarsi. E quatro punto di questa lettera, di questo versetto, è cercare gli interessi degli altri, non mio interesse. L'essere umano oggi fa le cose per interessi personali. Sono gentili perché cerco il proprio interesse. Sono simpatici perché cerco il proprio interesse. Nella vita cristiana no. Io sono simpatico e gentile perché io cerco interessi degli altri. È questo che conviene. Perciò io non sono il centro della storia. Eu devo imparare a vedere o comportamento di Gesù nell'interesse degli altri. Che cosa Gesù faceva? Abbiamo studiato questa settimana in un piccolo gruppo lá, quando Gesù stava insegnando nella sua casa, loro hanno avete capito? Hanno tolto le tegole, ok? Come Samuele? Scorpecchiato. Esatto. Hanno tolto le teghe e lì nella casa di Gesù e fanno scendere in quella lettuccio, quella barella, quel lettuccio, un paralitico, 4 uomini con fede. E Gesù, che cosa fece? Lui stava insegnando. Che cosa fece Gesù? Ha detto, no, lascia così, anche la mia casa, io sto insegnando, non avete percepito? Che cosa fece Gesù? Ha messo interesse nella vita degli altri. Gesù stava insegnando la gente, arriva un gruppo di uomini e porta una donna che è stata accolta in adulterio. Gesù si interessa per quella donna. Gesù stava camminando, andando a Gerusalemme e un cieco grida, Gesù, Gesù, Signore! Gesù si ferma, ritorna. Gesù stava camminando, vede quell'uomo lá sopra aquele albero, si ferma. Io vado a casa tua dopo, prepara qualcosa da mangiare. Gesù si ferma per l'interesse degli altri. Tante volte noi stiamo facendo le nostre attività e se qualcuno disturba, che cosa noi facciamo? No, adesso non posso. Adesso non mi tocca. No, non rispondo. Gesù mi insegna tutto il contrario. Lui si ferma perché l'interesse degli altri è più importante. Lui stava lavorando, lui stava servendo, lui stava facendo delle cose grandi, ma ha visto che l'interesse degli altri era più importante. Si ferma. È questa la Chiesa di Dio. E perciò che Paolo stava dicendo a questa Chiesa, calma, calma. Pensa nell'interesse degli altri. Tu sei un servo. Che cosa tu hai programmato oggi per te oggi? Ma c'è un interesse degli altri più importante? È lì che tu devi abbandonare i tuoi interessi. È lì che tu devi abbandonare i tuoi sogni, i privilegi, la tua volontà. È lì che tu devi pensare negli interessi degli altri. E è lì che tu devi andare a guarire, toccare, stare al fianco e stare lì. È lì che Gesù ti insegna. E è lì che Paulo stava parlando. Perciò scende dal tetto di un lettuccio paralitico. Ti tocco e tu sarai guarito. Apri i tuoi occhi e è lì che io sto con te. È questa la Chiesa di Dio, che cerca l'interesse degli altri, che si coinvolge con gli altri. Perciò io devo imparare che la Chiesa di Dio è così. E la Chiesa di Filippi, che era una Chiesa stupenda, aveva questi punti deboli. Era una Chiesa meravigliosa, ma aveva questi punti deboli. Questa Chiesa doveva crescere in questa area. 4 punti. Quali sono? Non fate nulla per? Non fate nulla per? Parte. Non avere? Vanagloria.
Hã? Ma lavare i piedi è collegato con che cosa? Umiliarsi, considerare gli altri superiori. E l'ultimo, pensare nell'interesse degli altri. Io só posso pensare nell'interesse degli altri se sto avendo questa comunione uno con gli altri. È questo il senso. Paolo ci insegna questo. Gesù ci ha insegnato questo. Preghiamo. Per trasformare le persone sono 4 punti importanti. La Chiesa è per trasformare le persone. Per trasformare le persone, considerare gli altri superiori. Pensare nell'interesse degli altri, nulla per vanagloria e neanche per parte. È la Bibbia, è un testo biblico. L'autorità di questo testo è la stessa autorità della nostra salvezza. Tante volte abbiamo testi biblici nella nostra mente e nella memoria che ci piacciono e pensiamo, questo io accetto. Ma questo testo biblico ha l'autorità anche. E anche questo devo accettare. E mettere in pratica. Nostro Padre, io chiedo per la tua Chiesa, che è un luogo di trasformazione. Io chiedo per la tua Chiesa, Padre, che è un luogo dove le gente ferite, in sofferenza arriveranno e troveranno una pace, troveranno una salvezza, troveranno la vita. Con umiltà, considerando gli altri superiori. Che questa Chiesa, Padre, possiamo vedere delle persone pronte a essere serve, a non fare nulla per conto suo, ma vedere l'interesse degli altri. Nulla per vanagloria, ma a gloria solo a te. Che cominci a lavare i piedi, o che continua a lavare i piedi. Grazie, perché tu sei il nostro Dio. Tu trasformou la nostra vita tramite una Chiesa. E adesso noi come Chiesa vogliamo trasformare gli altri. Nel nome di Gesù, Padre. Amém, Senhor. Amém. Tu já detto alla persona al tuo fianco che cosa, come posso lavare i tuoi piedi? Parla con questa persona al tuo fianco. Gira indietro a te, vicino a te, davanti a te e dica, come posso lavare i tuoi piedi? E può dire che questa persona, non serve. Ma può darsi che questa persona dirà, eu oggi sto soffrendo. Sto soffrendo. Ho bisogno che qualcuno lavi i miei piedi, sì. E che noi possiamo essere presenti in questo senso, nulla per vanagloria. E che questa domenica io possa uscire del mio conforto per cercare interessi degli altri. Per interessi degli altri. E che questa settimana eu possa prendere una decisione per interesse degli altri. E che prossima domenica eu possa prendere una decisione per interesse degli altri. E che eu possa continuare a vedere quello che tu farai. Nulla per vanagloria, è per il Signore. Nós estaríamos adesso vivendo um momento que é della Chiesa di Dio. Oferta e décima. É pelo Senhor. E o Senhor não ha bisogno dei tuoi soldi, ma o Senhor ha bisogno di una fiducia in te e in Lui. Quando nós conhecemos a oferta e décima, estamos dizendo, eu me fido do Senhor. Eu não me fido de queste risorse. Qualche tempo fa stavo parlando con una persona che si è affermato di dare la décima e ha detto, pastore, perché le mie risorse sono corte. Ho detto, no, le tue risorse che io sappia non sono corte. Ma stanno difficili. No. Così tu stai mi dicendo che se avanza soldi, tu contribuisci per il Signore. O Signore non è quando avanza. O Signore è priorità. E tante volte noi pensiamo che quando avanza, io consegno ao Senhor. Não!
Se quando avança eu com o Senhor, meu concerto com o Senhor está completamente esbalhado. Se avança tempo eu sono, eu canto e eu manifesto. Não, é prioritar. É prioritar. Solde, eu não ho bisogno di soldi, ho bisogno di Dio. Io ho bisogno di Dio. E è Lui che mi arricchisce con tante benedizioni. È Lui che mi fornisce tutto. Io ho bisogno di Lui. Che tu possa vivere questa esperienza anche in questa area. Non ti mancherà nulla. Non sono io che dico, è la parola di Dio. Quando tu fai tutto con priorità per il Signore, quando questa gente viene a suonare e cantare qua con priorità al Signore, loro avranno una vita piena del Signore. Priorità al Signore. Cercate prima il suo regno e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. È una promessa? Tu credi? Faccia tutto con priorità al Signore. Non lascia se avanza tempo. Non lascia se avanza qualcosa. Prima è Lui. E è quello che faremo adesso. Per dire, Signore, prima è per te. Perciò io voglio darti non quello che avanza. Io voglio dare quello che tu merita. A gloria tua. Preghiamo? O meglio, offriamo e dopo pregheremo per questo momento di offerta. Possiamo stare in piedi? Adoriamo, consacriamo al Signore e possiamo vivere questo momento con gioia e con liberalità.
Padre, ti ringraziamo per queste decime e queste offerte, Padre, ti ringraziamo per questo culto, ti ringraziamo per questa parola, Padre, che possiamo sempre metterti al primo posto, Padre, la guarigione tua, Padre, tutto che noi vogliamo è metterti al primo posto, Padre, che tu sia il centro delle nostre vite, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok. Sono un po' di avvisi qua. Ce l'hai là? Che cosa abbiamo? Ok, campeggio dei bambini, no? Già fatto l'iscrizione dei tuoi figli? Ok? Genitori, comando è vostro, ok? Inviate i vostri figli e c'è là anche in fondo dopo qualcosa di un'offerta per questo campeggio, per i nostri bambini. Abbiamo tanti bambini senza risorse per andare. Se tu vuoi adottare un bambino, potete parlare con me, con la Jacqueline, con la Rose, ok? E che noi possiamo fare questo, e questa offerta è per aiutare questo campeggio, ok? Próximo, ok? Raccolta. Nós stiamo facendo un convegno con un banco alimentare e anche della diaconia tramite 5 per 1000 della Convenzione Battista Italiana, e tramite questo possiamo avere delle risorse per dare cibo a tante le famiglie. Abbiamo più di 20 famiglie qua a Villorba che stiamo aiutando. C'è una scatola, quando tu vieni al culto domenica, già porta un'offerta. È per il Signore, è per Lui. E tu puoi portare un riso, una pasta, qualcosa di igiene personale. E lì noi abbiamo tanto. Ok? Já sarà un grande appoggio. Avante. Ok. C'è al Lago di Miso per il piquenique lá della chiesa di Belluno. Nello stesso giorno noi abbiamo un convegno o evento di coppia qua in chiesa, ok? C'è un incontro di coppia qua nella nostra chiesa. Così non possiamo dimenticare. Questo è di Belluno e noi come chiesa qua a Treviso e anche a Conegliano c'è un incontro di coppia alle ore 20 qua in chiesa, ok? Avante. Ok, convênio de homem, já faz a inscrição de teu marido ou não? É a mole que envia o marido, ok? Ok, lui não haverá nem que o tempo de respirar e já haverá a inscrição fatta da te, ok? Faz a inscrição, é um regalo que tu farai para o teu marido, ok? E eles já abbiamo parlato un po' su questo evento, ok? Stiamo organizzando. Avante. Ok, evangelizzazione musicale, anche questa a Belluno sarà il 18, ok? Avante, finito? Ok, muita attenzione chiesa. A gennaio di questo anno un gruppo di una missione d'Italia che già ha fatto eventi evangelistici nell'Italia, al sud d'Italia, entrò in contatto con le chiese qua del nord-est del Veneto per fare un evento evangelistico nel Veneto, ok? Con tutte le chiese evangeliche intorno, con tutte le chiese cristiane, ok? E sono andato al primo incontro e loro hanno deciso di fare a Treviso, non a Vicenza, non a Verona, a Padova, a Venezia, ma a Treviso. Così questo evento con tutte le chiese del Veneto cristiana sarà il 17 di ottobre, ok? 17 di ottobre sarà questo evento, sarà un evento molto grande, forse o evento più forte della nostra storia qua, di quando siamo qua nel Veneto, e sarà fatto nella ex dogana che c'è vicino all'aeroporto di Treviso, ok? Já abbiamo preso in affitto quello logo lì, è un logo grande, ci sono tanti concerti musicali lì, e sarà questo evento, ok? Stiamo organizzando, pianificando, avremo tanto bisogno di vostro appoggio, e così non dimenticare, quella seconda settimana di ottobre è una settimana che noi staremo vivendo tanti eventi, anche locali, di evangelizzazione, e finirà sabato sera in quello locale, ok? Così 17 ottobre, e noi vogliamo che tutta la Chiesa possa essere coinvolta, ok? E stiamo facendo una riunione ogni 3-4 settimane per organizzare questo evento. Qualche informazione potete parlare con me, ok? Ok. Leggendari. Venite qua davanti. Loro vuole dire qualche parola alla Chiesa.
E anche quelli che non sono con la divisa, che vergogna. Eu pensava que a minha era qua in chiesa e a casa. Ok. Ok. Loro vogliono dare 2 avvisi alla chiesa, no? Ok. Microfono qualsiasi? Tacciala. Ok. Buongiorno a tutti. Vedo che ci sono facce nuove che non conosco. Mi chiamo Victor. Innanzitutto vorrei ringraziare il pastore Caio per questa opportunità. E vorrei dire, tanto vorrei fare un invito per il prossimo sabato. Il prossimo sabato faremo il nostro primo RPM qua a Treviso. L'RPM vuol dire retto per il mese, che sarebbe la preghiera l'incontro dei leggendari per la preghiera di tutto il mese. È aperto non soltanto per i leggendari, ma per tutti coloro che vogliono partecipare, insomma, e vedere un attimo come ci comportiamo. Io sono convinto che gli uomini hanno bisogno di cambiamenti, hanno bisogno di trovarsi, avere un incontro ravvicinato con Dio. E questo movimento, in poche parole, ci dà l'opportunità di avere questo incontro ravvicinato. Così come ha fatto a me e come ha fatto ai miei compagni leggendari, credo io che sia stata un'esperienza meravigliosa per tutti. E tanti uomini sono stati trasformati, tanti pesi portati avanti da una vita 20-30 anni lasciati in montagna, che abbiamo visto tante di quelle persone che sono stati trasformati in 72 ore. E vorrei farvi un invito che dal giorno 23 al 26 di luglio noi saliremo una montagna un'altra volta, in cui cercheremo di avere questo incontro ravvicinato con Dio un'altra volta, vedere la sua luce, vedere la sua faccia, sentire la sua presenza. E l'invito è aperto a chiunque credi e chiunque non creda, anche non è un movimento di chiesa, non è mirato per una chiesa battista, cattolica, non è mirato per quello, è un movimento cristiano in cui andiamo in montagna e sicuramente sto incontro ravvicinato ne avremo. Anche noi che siamo già saliti la prima volta, ogni volta è un momento speciale. Dicevo prima ai miei compagni, noi ci metteremo adesso per chi vuole, per chi se la senti, prendendo quello che ha detto il pastore oggi tante volte, la parola abbraccio. La parola abbraccio per me mi ha toccato tanto da ieri che Dio parla con me. Noi ci metteremo a disposizione qua davanti, per chi vuole darci un abbraccio saremo qua. Va bene? Grazie mille. Ok, sabato, ora? Sabato alle 8. Dove? Scusate, davanti allo stadio di Treviso. Ok. C'è una piccola piazzola davanti allo stadio, piccola, insomma, ci stiamo comunque, in cui faremo il nostro primo RPM, qua a Treviso, alle 8 davanti allo stadio di Treviso. Grazie mille. Ok. 8 di mattino, sì. Sì. Ok. Con la divisa, no? Con le divise, no? Noi con la divisa, ovviamente. Sì. Esatto. Ok. Grazie. Preghiamo. Ok. Eu chiedo a un leggendario di stare là con Fedele. Chi può stare con lui? E pregheremo questo culto abbracciando lui. Vai, Jonas. Preghiamo per questo nostro caro fratello che oggi non sta bene.
E anche la Ana che non sta bene oggi. Si abbraccia Ana. Ok. Nostro Padre, grazie che possiamo in questo momento abbracciare noi gli altri qua, nostri fratelli e sorelle che soffrono. Preghiamo per Anna, Padre, la sua salute. Fortifica, Padre, guarisci la tua mano, sollievo, Padre. Anche con Fidelio, Padre, che oggi non è un giorno che lui sta molto bene, ma è venuto qua per adorarti. Che lui possa sentire il tuo abbraccio, il tuo sostegno, Padre, il tuo sollievo, anche la tua manifestazione, Padre, su di lui. Sia con la tua Chiesa, Padre, e agisci. Ti prego anche per questo gruppo di leggendario, Padre, questo gruppo di uomini che possa fare una grande differenza nella loro famiglia, nella loro casa, nella loro società, nella loro vita, nella loro Chiesa, ovunque sia, Padre, che possano trasmettere un Cristo vivo, Padre, e che loro possano vivere questa gioia, queste trasformazioni ogni giorno. Benedici questo gruppo, Padre, e che ogni cosa che loro vivranno sia la tua gloria. Grazie, Padre, per loro e benedici nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Ok, sarete qua davanti o là dietro? Ok, va bene. A tutti, una buona domenica, che Dio vi benedica. E come potrei con parole mie dimostrarti la mia gratitudine? Canto una canzone come ho fatto già, che poi finirà, ma il tuo amore no. E alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che io è alleluia, e so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re, oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Una cosa so e quella farò, alzo le mie braccia e adoro te, e alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che io è alleluia, alleluia, e so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re, oltre a un canto nel cuore, alleluia, oh anima mia, non essere timida, innalzi il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati l'ondalo, oh
accanto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. E alzo le mie mani e ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che io è alleluia, alleluia. E so che non è molto, ma cosa potrei dire a un re? Oltre a un canto nel cuore, alleluia, alleluia. Io penso che c'è un tempo dove Dio sta aspettando che la nostra voce salga veramente in cielo, che colui che ci ha reso liberi aspetta libertà da noi. Voi conoscerete la verità vi renderà liberi. Allora perché non prendiamo in mano questa benedetta libertà? Ma nel frattempo voglio sentirvi dichiarare con me: oh anima mia, non essere timida,